Allora, stiamo parlando di Mercosur, stiamo parlando sul territorio di conseguenze e possibili ripercussioni. Era intervenuta la dottoressa Piero Pan, imprenditrice agricola, ci stava raccontando nel settore barbabietolo cosa sta succedendo, però una piccola integrazione forse doverosa, vero Presidente? Sì, volevo proprio per far capire meglio anche ai telespettatori. Qui siamo anche di fronte a quello che è stato chiamato anche dumping normativo, per cui, tornando al tema di prima, noi abbiamo in questi paesi che si possono utilizzare svariate molecole. Prima Elena diceva, vi do anche un altro dato, in Italia negli ultimi 30 anni è stato diminuito oltre il 30% l'uso di molecole chimiche, perché abbiamo sviluppato un'agricoltura più moderna, sicuramente anche c'è stata un'evoluzione positiva, altre molecole, ma non solo, anche l'agricoltura di precisione ci sta dando una grossa mano per la gestione delle nostre aziende. Per cui da un lato abbiamo che questi paesi possono produrre in qualsiasi maniera, in modo indiscriminato. Ho visto un video anche di recente, puoi entrare tranquillamente anche in una farmacia, acquistare gli ormoni o anche gli antibiotici in libera vendita e somministrarli agli animali. Qui per esempio abbiamo tutto un quadro normativo dove c'è la prescrizione, abbiamo avuto una diminuzione importantissima anche nell'uso degli antibiotici, che tra l'altro qui si apre un altro tema, perché una delle problematiche che avremo nei prossimi anni è questo uso indiscriminato di antibiotici che poi crea resistenza anche questo è un tema. Dall'altra parte abbiamo l'Europa che capisco benissimo, ci siamo detto, vuole chiudere questo accordo che è importantissimo, però dove abbiamo un quadro normativo che tutte queste cose le vieta, per cui sono vietati in Europa, però sono ammessi in questi paesi e qui inevitabilmente si crea un cortocircuito, per cui importiamo un prodotto che dal punto di vista normativo in Europa non potrebbe essere commercializzato. Certo. Questo è il tema, per cui quello che noi chiediamo è che l'Europa in qualche maniera si faccia garante di riuscire a portare a casa all'interno di questo tavolo una forma in cui anche questi paesi possano adeguarsi dal punto di vista produttivo anche ai controlli, come diceva Elena, di qualità, di certificazione che oggi purtroppo non ci sono. Ecco, però a fronte di una situazione realistica, io magari parlavo di controlli, le cose che prima che viene in mente, al di là delle sanzioni, i controlli stradali, eccetera, sono i controlli sulla sicurezza del lavoro, no? Dove purtroppo quelle sono le persone deputate, quelli sono i controlli che fanno, non sono mai sufficienti e anche nel settore agricoltura vediamo di tutto e di più, purtroppo sono al primo posto dell'agricoltura per incidenti sul lavoro. La risposta dall'altro lato è non ci sono sufficienti controllori, non ci sono sufficienti controlli perché manca la possibilità di disporre di un numero sufficiente di controllori. L'Europa risponderà alla stessa roba, migliaia di persone che servirebbero per effettuare magari solo una percentuale in più di controlli, perché poi parliamo di tempi, io dicevo prima la merce che resta là depositata in questi container che quindi rischia di essere deperita e così via. E invece, allora quindi diventa una cosa reputo molto difficile, non è più semplice agire, e lei mi accennava alle etichette, sulla cultura, sulla preparazione e quindi un'etichetta che però non faccia il fatto che semplice perché il prodotto arriva qua, lo giro, lo mescolo, gli do una sciacquatina e diventa made in Italy. Esatto, la vedo preparatissima su questo tema, infatti questo è l'altro tema che si collega, che fa parte sempre di della nostra battaglia, un desiderata nostra, che è quella dell'obbligatorietà. Un'etichetta chiara che mi dice viene da là e dopo io scelgo, e io consumatore informato scelgo. E anche questa chiaramente è un'opzione che sicuramente noi stiamo cercando di portare avanti, ma anche qui in Europa troviamo parecchi ostacoli, perché in Italia abbiamo trovato un equilibrio e questo lo abbiamo visto anche in certi prodotti che per fortuna hanno fatto un po' il salto di qualità. L'obbligatorietà dell'etichetta, per esempio anche nei formaggi e nella pasta, ci sta dando un valore aggiunto, anche se adesso magari il mondo del latte sta vivendo un periodo un attimino di criticità, ma al netto di questo il fatto di avere o di pretendere l'obbligatorietà in etichetta della provenienza e dell'origine, questo è un valore aggiunto, ma soprattutto non solo quello, ma anche riuscire a modificare questa legge perversa che prevede che, come diceva lei giustamente, mi arriva un prodotto, tolgo l'etichetta, rimetto la mia etichetta e questa minima trasformazione mi permette che il prodotto sia un prodotto made in Italy. Quello è importante, è la trasparenza che è fondamentale. Ma questi sono, ripeto, il Mercosur e l'etichettatura vanno via chiaramente di pari passo. Noi insomma anche 2 anni fa eravamo al Brennero a protestare contro migliaia di camion che
entrano dalla frontiera portando delle più svariate merci provenienti da tutta Europa, e dopo con una minima lavorazione potevano diventare prodotto italiano. Abbiamo fermato al valico prosciutti che arrivavano dalla Romania, abbiamo fermato al valico del Brennero un camion di anguille che doveva essere scaricata a Goro, che poi sarebbe stata marchiata anguilla di Goro, per cui su questo noi stiamo ponendo l'attenzione, e quando lo raccontiamo ai cittadini chiaramente anche loro rimangono. Io faccio un appello comunque ai cittadini, lo faccio, devo anche, magari ci si perde anche un po' più di tempo, ma quando ci si reca al supermercato dedicare il tempo giusto per leggere il prodotto, l'etichettatura per quanto possibile, che già lì qualcosa ci dà l'indicazione, e dopo soprattutto quello che noi auspichiamo è la possibilità di usare quelli che sono i nostri mercati di campagna amica dei nostri agricoltori e acquistare direttamente il prodotto dall'origine, che sicuramente davanti a quel prodotto c'è una faccia di un agricoltore che ci mette il proprio impegno. Ma lì rifacciamo anche il discorso del latte, ripongo l'obiezione, perché ho sentito anche diverse persone, poi sono insomma frequentatrice di questi mercati, è anche una questione di prezzo. L'italiano medio ha avuto un drastico riduzione del potere d'acquisto, tutti lo sappiamo, andare dall'agricoltore diretto, dal caseificio dove c'è la fattoria con gli animali ti costa, è il lusso che ti puoi permettere oppure no. Tanto è vero che i vostri agricoltori che fanno vendita diretta in molti casi lamentano un calo delle vendite perché il prodotto è caro, cioè c'è una catena di distribuzione di GDO che è considerata emblematica per i suoi prezzi alti sul territorio, quelli del coltivatore diretto sono più alti di quelli di questa catena, e che fa riflettere, pur essendo a parimenti di qualità alta, perché poi vende prodotti del territorio, il cittadino fino a un certo punto è come il latte, cioè il latte quando è arrivato 1 euro, 1,10 euro, 20, 30, 1,80 euro, 1,90 euro, latte intero, alta qualità, molte famiglie hanno detto io non posso prendere ogni giorno 1,90 euro di latte. Perché? Sì. E quindi cosa ho detto? Vado, è lo stesso del pane, pane è aumentato, adesso prendono il pane, pan bauletto per intendersi, perché costa troppo un chilo di pane, non si scherza, un chilo di pane, un chilo di latte, un chilo di pasta, cioè la famiglia è KO. Però dobbiamo mettere... anche voi dovete capire, sì. Se non avete l'intermediazione, la catena lunga, la filiera, lunga filiera corta, però almeno un prezzo un po' come una volta, un po' più conveniente. No? Però insomma adesso io guardavo anche di recente che è uscita anche un'indagine da parte dell'antitrust che sta vigilando sulla grande distribuzione rispetto anche a dei rincari negli ultimi 4 anni che sono stati significativamente maggiori rispetto a poi quello che è stato l'aumento generale dei costi dei prodotti. Però io le volevo porre anche un altro argomento, ma la salute del cittadino quanto vale? Noi abbiamo dei dati statistici che ci parlano che mangiare un determinato cibo contaminato, diciamo così, con problematiche, crea delle problematiche alla sanità, e sappiamo benissimo oggi anche a livello nostro regionale veneto quanto la sanità sta assorbendo dal bilancio generale, per cui sul piatto della bilancia come lo ponderiamo questa cosa? Per cui io penso che l'etichettatura è sicuramente un passaggio fondamentale, però anche controllare i prezzi che non esorbitino troppo, secondo me, perché alla fine, cioè, quando arriviamo al cibo, secondo me siamo all'ultimo, quando le persone tagliano sul cibo è l'ultimo livello. Beh, è un dato di fatto che vediamo anche le statistiche della grande distribuzione, se i prodotti più consumati sono l'uova, la cipolla, la patata, insomma già stiamo dando un segnale di come sta andando anche chiaramente l'economia italiana. Io per quanto frequentatore dei mercati nostri di campagna amica, francamente vedo che i prezzi dei nostri prodotti sono mediamente in linea, sono anche più bassi rispetto a quello che è la grande distribuzione, poi magari dopo dipende un po' dal meccanismo, però su questo poi si apre, ripeto, su quella che poi è anche la nostra attività di salvaguardia, di produrre del buon cibo di qualità che fa bene, che nutre, che sostanzia e che ci dia anche, perché molto spesso ce lo dimentichiamo, ma mangiare bene ci crea anche dei bei pensieri, no? Cioè anche ci fa... No, ma tutti sono favorevolissimi. Tutto si assomma, ed è per questo che, come abbiamo ribadito anche negli ultimi incontri, anche di un mese fa, quando siamo andati a Bruxelles, l'agricoltura
l'agricoltura è un settore strategico dell'Europa, per cui anche garantire quei ristori necessari, anche le risorse necessarie sul tema importante che è stato la PAC, che è stato discusso, esatto, è importantissimo, perché serve a dare quella redditività che comunque permette anche all'agricoltore, nonostante i costi che noi effettivamente abbiamo, perché noi non possiamo paragonarci di potersi, con le medie produttive, che ne so, del Canada. Assolutamente. Io lo devo interrompere un attimo, perché devo dare la parola un attimo che concludo il discorso, perché il tempo vola, qua sarebbe necessario un'ora su questo tema, che mi consenta, la dottoressa Piero Pan, perché ci aveva lasciato in sospeso, ed è strettamente correlato, a molte aziende che hanno chiuso, difficoltà a produrre questa benedetta barbabietola italiana, che sarebbe anche... Allora, più che aziende si ricollega al suo discorso di salubrità. Allora, prima hanno chiuso alcuni zuccherifici, alcuni per scelte politiche, alcuni perché erano industrie, e l'industria si sa che non scende a compromessi, cioè o guadagna o si ferma, mentre una cooperativa come la nostra di agricoltori cerca anche qualche anno di fare di necessità virtù e tirare avanti lo stesso. E per questo è fondamentale salvare una filiera come la nostra, che è completamente tracciata e che si conclude, cioè io semino una barbabietola, la trasformo e arrivo al confezionamento dello zucchero. In questo senso non ho problemi a dimostrare quello che faccio. Quindi zucchero buono? Zucchero buono, posso avere tutti i controlli che voglio, non ho nessuno che mi trasforma il cibo come i cibi che arrivano da fuori e raggiungono l'etichettatura italiana. Quello è certamente nostro, certamente italiano, certamente tracciato e certificato e sostenibile. Con Mercosur cosa succederebbe? Con Mercosur succederebbe che, ahimè, noi siamo il secondo paese in Europa per consumo di zucchero, anche perché la nostra pasticceria è di un grande livello e tutti stanno apprezzando il nostro. Purtroppo produciamo dal 10 al 15% del fabbisogno nazionale. Pochissimo. Ergo bisogna acquistare da altri paesi, ma, come diceva Roberto, a condizione di reciprocità e quando io posso avere un'etichettatura che posso tracciare, sicura, perché non vado ad acquistare un prodotto che gli è costato un quarto, me lo portano a casa e non so che cosa mangio. Perché qua ancora di più diventa il problema che nella preparazione dolciaria, per esempio, è fondamentale. Nelle bibite non puoi sapere che zucchero c'è. Non puoi sapere che zucchero usi, infatti la più alta pasticceria al momento sta scegliendo lo zucchero italiano e questo ci fa molto piacere, però dobbiamo risolvere il problema di riuscire ad avere delle condizioni climatiche, o meglio una semina anticipata nella stagione, e questo si può cercare di fare con la ricerca, creare nuovi principi attivi che possano sovvenire alle nuove esigenze climatiche, però a questo punto anche la Regione, la politica, l'Europa ci deve dare un aiuto, perché in questo momento economicamente non riusciamo più a sostenere i costi di questa produzione da soli. Negli ultimi anni è stata un'ecatombe, specie nella zona proprio del Veneto. Sappiamo che gli zuccherifici sono due, uno a Minerbio per il comparto emiliano, Marche, e ovviamente spediamo qualcosa anche da qua, e Pontelongo, che è più grosso, oltretutto macina anche più zucchero, e che raccoglie Veneto, Friuli, ma adesso abbiamo richieste da Piemonte e Lombardia, quindi paradossalmente coloro che avevano smesso anni fa di fare barbabietola la richiedono per una rotazione che è fondamentale, perché comunque è migliorativa del terreno, assorbe carbonio, ha tantissime potenzialità, ma senza un aiuto in questo momento che chiediamo fortemente alla Regione, capendo anche i loro problemi del nuovo insediamento e del nuovo cambio gestionale, almeno per quest'anno necessitiamo di un aiuto al coltivatore per dargli un po' di fiducia, insomma. Chiarissimo. Siamo proprio in chiusura. Presidente, mi scuso che l'ho interrotta brustalmente, ma proprio il tempo è volato. Una battuta di chiusura, quindi? Una battuta, noi come dicevo domani saremo a Strasburgo, porteremo i nostri pensieri, le nostre idee, continueremo a far sentire la nostra voce affinché, ripeto, questo accordo che riteniamo anche noi sia strategico, però deve essere un attimino ritarato su quei punti che ci siamo detti prima. L'altro aspetto, continueremo anche il nostro presidio, la nostra battaglia su quella che è l'etichettatura, come dicevamo prima, che è per avere chiarezza e trasparenza, perché noi siamo in un'Italia bellissima, l'Italia che produce cibi di altissima qualità, come diceva lei, riconosciuti in tutto il mondo, abbiamo una conformazione della nostra penisola che è completamente particolare e i costi sono completamente diversi rispetto ad altre zone, però al netto di questo insomma, noi siamo consapevoli che per l'agricoltura italiana possa esserci sicuramente un futuro, purché riusciamo a portare a casa questi importanti risultati. Benissimo, io la ringrazio anche la dottoressa, voi telespettatori di averci seguito in questo capitolo. Restate con noi, piccolo break pubblicitario, parliamo ancora di un altro tema che riguarda la salute, quindi seguiteci, ringraziamo i nostri ospiti, li lasciamo andare a una serata tranquilla, non di lavoro, domani sarà intensa, e a voi a tra poco.